succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Voglio dire, ci stavamo in più di 1000 su quella nave, tra ricconi in viaggio e migranti, e gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno solo, che per primo la vedeva. Magari era lì che stava semplicemente mangiando o passeggiando sul ponte. Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era. Gli partiva il cuore a 1000 e sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava: e ne ho persi di bei soldi scommettendo su chi sarebbe stato il primo a vederla. L'America. Quello che per primo vede l'America. Su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che sia il caso o una questione di idiotria. È il destino. Quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi e se guardavi bene, già la vedevi.